Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Subito le notizie principali di oggi. Ogni giovane donna è Rosalia, duro monito dell'arcivescovo di Palermo contro la violenza sessuale sulle donne. Nel giorno in cui la città celebra la sua patrona, l'orefice ribadisce la sua condanna. È come se stessimo violentando la nostra Santuzza. Palermo capitale dei motociclisti senza casco. In tutta la Sicilia il 14% dei centauri non lo indossa. Solo l'anno scorso più di 4.000 incidenti con 78 morti. Catania, la vergogna del Massimino, danneggiati e distrutti nuovi seggiolini alla prima partita in casa, compromessa l'immagine della città in festa per Catania Crotone. A riposto nel catanese la lotta all'inciviltà si combatte a suono di ordinanze. Chiusa l'acqua delle fontane pubbliche è vietato giocare col pallone di cuoio in piazza. Le azioni del sindaco dividono la comunità. Ponte sullo Stretto, tutti i dubbi del sindaco Basile, che conferma di essere favorevole al grande progetto ma evidenzia nero su bianco una lunga serie di questioni sulle quali la città non ha avuto risposta. La festa dei Rossi, a Campobello di Mazara una giornata per condividere e celebrare l'orgoglio delle persone unite dal colore dei capelli rossi. È come se stessimo violentando la nostra Santuzza. Durissimo il monito dell'arcivescovo di Palermo L'Orefice contro la violenza sulle donne dopo lo stupro di gruppo del luglio scorso. Ogni giovane donna è Rosalia, dice Monsignor L'Orefice. Marco Gullà. Ogni giovane donna è Rosalia, un nuovo anatema da parte dell'arcivescovo di Palermo Corrado L'Orefice proprio nel giorno in cui la città celebra la patrona Santa Rosalia. Il riferimento dell'arcivescovo è alla ferita ancora aperta dello stupro di gruppo del 7 luglio scorso. Già ieri sera, nel corso della chianata verso il santuario di Monte Pellegrino, L'Orefice aveva detto: se viene violentata una giovane donna è come se stessimo violentando la nostra Santuzza. Se oggi una ragazza è violentata, se oggi il Monte Pellegrino è violentato, abbiamo violentato la Santuzza, perché ogni giovane ha Santuzza, perché ogni via della nostra città è la via della città che Rosalia ha voluto liberata dalla peste. E noi violentiamo la Santuzza, la nostra Santa Rosalia, la nostra patrona. E quindi io salgo anche con un cuore che chiede anche perdono, con un cuore penitenziale. Non può essere questa la nostra Palermo. Non può essere questa la nostra Palermo, ha ribadito L'Orefice nel corso dell'omelia pronunciata davanti al santuario di Santa Rosalia. Parole forti, dure, un amaro rimprovero verso un manipolo di giovani accomunati dal delirio di onnipotenza virile che si avventa su di lei come fosse carne da preda. Epilogo del fallimento formativo di noi adulti, delle fondamentali agenzie educative, della società. Infine l'arcivescovo ha concluso: non possiamo essere gli amici, i devoti, i concittadini di Rosalia e violentare il suo corpo e la sua casa. L'Orefice ha anche urlato il suo sgomento per le vite dilaniate dei nostri giovani presi d'assalto da incauti mercanti di superalcolici e da accaniti spacciatori di crack, venditori di una felicità contraffatta che stravolge i sentimenti, corrode la mente e distrugge i corpi. Un riferimento anche ai recenti roghi che hanno distrutto, fra l'altro, la chiesa che custodiva il corpo di San Benedetto il Moro. In città, nell'aria, ha detto, si respira un'inquietudine e una pesantezza sociale. La celebrazione eucaristica ha chiuso la notte della chianata che ha visto migliaia di fedeli salire su Monte Pellegrino, lungo la strada vecchia. Siamo devoti, lo facciamo ogni anno. Ogni anno? Sì. Quanti siete? Tutti in famiglia. In realtà è stata l'occasione perché ognuno di noi già normalmente avrebbe rispettato la tradizione. Ci siamo detti perché non farla tutti in gruppo, dato che siamo già un gruppo, e quindi eccoci perché siamo qui. Noi siamo qui perché è stato un anno molto difficile, anche più di un anno, con i genitori che non sono stati bene, la mamma soprattutto, e c'è in previsione la nascita di un bimbo, quindi la preghiera era che mamma arrivasse a conoscere l'ultimo nipotino in arrivo.
In moto senza casco, Palermo capitale d'Italia. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'intera Sicilia il 14% dei centauri non usa la protezione obbligatoria. Nel 2020 si sono registrati 4.257 incidenti in moto con 78 morti. Sentiamo. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'intera Sicilia il 14% dei motociclisti non usa la protezione obbligatoria e la città di Palermo ne è praticamente capitale. Un quarto dei 78 morti per incidenti stradali in Sicilia del 2022 avrebbe avuto più chance di salvarsi se le vittime avessero indossato il casco. E in una città come Palermo le cure per ogni singolo caso con ferite gravi costano al sistema sanitario nazionale fino a 50.000 euro. Questa mattina abbiamo fatto un giro per la città e le immagini sono più che eloquenti. In molti non indossano la protezione, soprattutto in periferia. Qui siamo in via Oreto, c'è chi addirittura trasporta qualcosa nel proprio ciclomotore non indossando ovviamente il casco. E poi guardate questo centauro, totalmente indisturbato e senza protezione avvia una telefonata al cellulare. Ma per prudenza anche chi va in monopattino dovrebbe indossarlo, qui invece vanno in due assumendo posizioni quasi da circense. L'anno scorso in via Libertà, Mondello e la via Piana del Lucciardone l'Istituto Superiore di Sanità ha monitorato su strada quante persone utilizzano il casco. Poi ha ripetuto l'operazione in provincia Termini Imerese, anche a Catania e a Belpasso. Nel capoluogo siciliano il risultato è che utilizzava la protezione l'86,7% dei conducenti, il dato più basso d'Italia, inferiore sia alla media delle regioni del sud, circa il 92%, e di Napoli, 94,5%, sia quello rilevato 5 anni fa, sempre a Palermo, l'88%. A Palermo 2 uomini armati di coltello e a volto coperto hanno rapinato un distributore di benzina in Viale Regione Siciliana portando via circa 600 euro. I 2 rapinatori sarebbero arrivati a bordo di uno scooter e hanno costretto l'impiegato a consegnare sia i contanti che aveva in tasca che quelli in cassa. I 18 seggiolini danneggiati o distrutti al Massimino e lo sdegno popolare che ne è seguito hanno rovinato l'effetto della bellissima cornice di pubblico di Catania-Crotone. Immagini al vaio degli investigatori alla ricerca dei responsabili. Marco Carli. Queste immagini, quelle della festa, e poi queste dei seggiolini rotti. Un contrasto che ha in parte rovinato l'effetto pienone di Catania-Crotone. Spalliere rotte o piegate, parti bruciate dai fumogeni, tutti atti intenzionali di teppismo. I dati diffusi da Digos e Scientifica, un seggiolino danneggiato nel settore ospiti, 1 in tribuna B, 6 nella nord e 10 in curva sud. Questa è una zona con alta concentrazione di seggiolini rovinati, in questo caso lo vediamo proprio alla spalliera che è rimasta comunque in parte attaccata. 2 posti a sinistra e invece la spalliera, come vedete, è completamente divelta. Ci spostiamo di ulteriori 2 posti, il danno invece in questo caso è nella parte laterale. I video sono al vaglio degli inquirenti per tentare di trovare i responsabili, lo spazio per saltare c'è fra una fila e l'altra, non è questo ad aver creato i danni. Dalla serie B in su i criteri infrastrutturali prevedono seggiolini muniti di schienale obbligatori in tutti i settori. Inutile non prevederli da adesso considerando la spesa effettuata. Chiaramente non va fatta di tutta l'erba un fascio, abbiamo fatto un sopralluogo stamattina anche insieme a voi e abbiamo riscontrato comunque la rottura dei seggiolini quasi in maniera mirata, cioè quasi con un unico piede, soprattutto nelle due curve. Lo stadio, come sappiamo, è stato consegnato a tempi di record. Ci siamo arrivati e quindi per questo sottolineo che bisogna colpire chi ha rotto questi seggiolini, ma al contempo bisogna saltare chi li ha installati e ci ha permesso di arrivare per tempo a disputare la partita e ovviamente gli straordinari 20.000 tifosi che hanno gremito lo stadio Angelo Massimino venerdì. Le azioni del sindaco sceriffo di Riposto nel Catanese dividono la comunità. Chiusa l'acqua delle fontane pubbliche e vietato giocare col pallone di cuoio in piazza. Misure prese per contrastare le inciviltà di grandi e piccoli, dice l'amministrazione comunale. Ma la gente non sembra pensarla allo stesso modo. Eva Spampinato.
A riposto nel catanese la lotta all'inciviltà di grandi e piccoli si combatte a suon di ordinanze, multe per chi gioca a calcio in piazza e telecamere, come quelle che dovrebbero essere installate qui, in via Etna, accanto alla fontana pubblica, dalla quale ormai da diversi giorni non sgorga più acqua. Il sindaco Davide Vasta ha deciso di interrompere l'erogazione pubblica senza un'ordinanza, affiggendo questo cartello: le fontanelle sono state temporaneamente chiuse a causa dell'inciviltà delle persone. Decisione che ha scatenato molte polemiche, perché non sempre le buone intenzioni vengono sviluppate in maniera corretta. L'iniziativa presa dal sindaco, secondo i ripostesi, suona come una punizione che colpisce tutti indistintamente sull'utilizzo improprio delle fontane comunali che, secondo il sindaco, invece sono usate come car wash dai passanti che lavano le loro auto con l'acqua pubblica. La lotta dell'amministrazione all'inciviltà si sposta poi poco più in là, a Torre Archirafi, accanto al mare. Qui il sindaco è intervenuto con una ordinanza che vieta di giocare a calcio in piazza e nelle aree pedonali utilizzando il pallone di cuoio. A me mi rompono gli occhiali e ho un'altra donna qua pure. Ci sono bimbe da 2 anni, 3 anni, arriva una pallonata di quelle, di cuoio. Lei che cosa ne pensa? Se è suo figlio, che cosa dice? Giocano un po' troppo forte. Non bisogna tirare pur sempre forte. Io ho imparato questa cosa dopo di che c'era una bambina di fronte a me e io ho tirato e si è fatta male, giustamente. Gli stava per arrivare la palla a mio fratello, che era ancora piccolino, e mia mamma l'ha deviata. Quindi in un certo senso c'era del divertimento, che era una cosa che non ci faceva stare con i telefoni. Quindi non lo so, è stata una cosa un po' buona come anche un po' no. I ragazzi, di contro, chiedono spazi adeguati dove giocare. Farci un bel campetto, perché in quello là, come ho detto, non si può giocare. E ci conducono qui, in questo campetto sterrato, a ridosso della strada, dove l'amministrazione vorrebbe che loro giocassero, ma dove i genitori non li mandano perché è troppo pericoloso. Il sindaco di Messina non nasconde le sue perplessità sulla data di inizio di lavori del ponte sullo Stretto. Lui, che è un pontista convinto, nella relazione del primo anno di mandato evidenzia alcuni dubbi. Francesco Triolo. C'è un problema di riserve naturali, c'è un problema di sviluppo turistico, c'è un problema di espropri, ci sono diversi problemi, quindi dire che il cantiere si aprirà a giugno 2024 essendo a settembre 2023, per quello che ritengo, credo sia un azzardo, però vedremo insieme come fare, perché il ponte sullo Stretto di Messina ha una forte ricaduta sulla città di Messina. Il sindaco di Messina, Federico Basile, conferma a voce quelli che sono i dubbi e le perplessità che ha messo nero su bianco nella relazione del suo primo anno di sindacatura. Un atto ufficiale nel quale Basile sottolinea come la città di Messina non sia stata coinvolta nei processi di pianificazione ed organizzazione di tutto il sistema ponte, sino ad arrivare alla conclusione che secondo lui il prossimo giugno difficilmente partiranno i lavori per la mega opera. Di fatto una smentita alle dichiarazioni sempre più ottimiste che arrivano dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Basile e il suo vice Mondello, che è anche assessore ai lavori pubblici e alla viabilità, già nei mesi scorsi avevano lanciato chiari segnali sul mancato coinvolgimento al tavolo interistituzionale nazionale, ma anche l'intenzione di non voler accettare scelte calate dall'alto, ma di voler essere parte integrante del processo decisionale. Un aspetto che Basile aveva sottolineato all'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, lo scorso 13 luglio, quando i due si sono visti a Palazzo Zanca. Oggi il sindaco di Messina è tornato alla carica e durante una telefonata con lo stesso Ciucci ha concordato un incontro entro una decina di giorni. Non si parlerà di fattibilità o meno, ma solo dell'impatto che l'opera avrà sulla città di Messina per concordare e governare le scelte. Dalla cantieristica alla ricaduta occupazionale a tutte quelle che sono le opere connesse, non le chiamerei neanche compensative perché non c'è nulla da compensare, è un ragionamento che riguarda tutta la città. È ancora in corso l'intervento per spegnere gli ultimi focolai dell'incendio divampato la notte scorsa in un edificio abbandonato in via Quicella a Catania, ex sede di un campo rom non autorizzato. Le fiamme sono state alimentate dalla presenza di rifiuti e mobilio di vario genere. Nella struttura, che ospitava un centinaio di persone, i vigili del fuoco hanno trovato e spostato diverse bottiglie di gas GPL che rischiavano di esplodere.
Sciopero regionale dei Vigili del Fuoco che protestano contro la cronica carenza di organico e la mancanza di mezzi adeguati. Dall'emergenza incendi, denuncia il sindacato USB, si passerà in breve all'emergenza maltempo senza l'adeguata prevenzione. Oggi l'ennesimo sit-in di protesta a Catania. A causa dei prepensionamenti alcuni distaccamenti sono costretti a chiudere in un territorio dove, come abbiamo visto anche oggi, si registrano centinaia di interventi. Incidente stradale a Ragusa, grave, una donna di 36 anni alla guida di un'auto che si è ribaltata. Nella vettura con lei c'era la figlia rimasta illesa. La donna è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. E cambiamo argomento, spettacolare atterraggio ai piedi del Tempio della Concordia ad Agrigento, nella Valle dei Templi, dei paracadutisti del 1° Reggimento Carabinieri Tuscania di Livorno. L'evento rappresenta un primo passo verso Agrigento, capitale della cultura 2025. Vediamo. Nel cielo di Agrigento, sopra la Valle dei Templi, patrimonio dell'umanità, ecco l'esibizione avio-lancista della sezione di paracadutismo sportivo del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno, con uno spettacolare atterraggio ai piedi del Tempio della Concordia tra gli applausi del numeroso pubblico. Per la prima volta nella storia la Valle dei Templi ha ospitato la discesa dei paracadutisti. Sono i militari più volte campioni del mondo di precisione, impegnati in un atterraggio difficile in uno dei posti più belli del mondo. Un vero e proprio spettacolo che ha emozionato i tantissimi turisti presenti alla manifestazione che apre di fatto gli eventi di Agrigento, capitale della cultura 2025. E per l'occasione il sindaco di Agrigento ha invitato anche i 9 sindaci finalisti del concorso che hanno così avuto l'opportunità di ammirare le bellezze artistiche e culturali della città che il poeta Pindaro definì la più bella dei mortali. Avevo promesso al ministro San Giuliano, quando il 31 marzo ci ha proclamato, che avrei invitato i sindaci. Ebbene, quel desiderio, oltre alla promessa, il desiderio mio di realizzare quella rete turistico-culturale, l'ho concretizzata. Sono riuscito a trasformare una competizione in una cooperazione. Dopo l'atterraggio, la cerimonia di consegna della bandiera tricolore da parte del colonnello dei Carabinieri Vittorio Stingo al sindaco della città, prossima capitale della cultura per il 2025, Francesco Miccichè. Abbiamo avuto l'onore di far sventolare nei cieli della più bella città dei mortali il tricolore italiano, la più bella bandiera del mondo. E l'onore è quello di averla scortata noi carabinieri attraverso gli atleti del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania. Abbiamo poi donata nelle mani del sindaco a peritura memoria di quello che è il legame tra l'Arma e la sua gente, i cittadini di Agrigento. La bandiera italiana sarà messa in mostra in una teca che verrà esposta nel Palazzo dei Giganti, sede del comune di Agrigento. La fortuna bacia la Sicilia regalando 2 vincite milionarie entrambe con il Gratta e Vinci. A Melilli, in provincia di Siracusa, 22 milioni di euro con un tagliando del costo di 5 euro. Il fortunato incasserà subito 300.000 euro e poi 6.000 euro al mese per 20 anni. Altri 2 milioni di euro vinti a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. Ci fermiamo per una breve pausa. TG Sicilia torna tra pochissimo, non mancate. A Punta Secca la scrittrice Arianna Mortellini ha chiuso la rassegna libri da mare. La nipote di Andrea Camilleri si racconta e ricorda i viaggi col nonno nei luoghi del cuore, tra cui l'immancabile Porto Empedocle. Vediamo. Torna nella sua Punta Secca, borgo suggestivo del ragusano, noto in tutto il mondo per l'ambientazione della serie Rai Montalbano. Arianna Mortellini, romana doc ma siciliana d'origine. Suo nonno materno era Andrea Camilleri e qui ogni angolo parla di lui. L'occasione è l'ultimo appuntamento della rassegna Libri da Mare, che ha chiuso con la presentazione dell'opera prima della scrittrice, figlia d'arte. Suo papà è il regista Rocco Mortelliti. Nonno Andrea, sin da piccola, l'ha portata con sé nei suoi luoghi del cuore, primo tra tutti Porto Empedocle. Quando io ero piccolina, nonno è stato in Sicilia, appunto noi abbiamo casa a Porto Empedocle, che è la sua casa d'infanzia. Io lì ho imparato a nuotare alla Scala dei Turchi, che a quel tempo, quindi all'inizio degli anni 90, era un luogo deserto, dove eravamo praticamente io, mamma, nonno, il cagnolino, che era color sabbia, si vedono solo gli occhietti neri, ed era un posto magico dove si respirava veramente l'aria della Sicilia.
Arianna Mortelliti, laureata in scienze biologiche e una docente, ma la vicinanza al nonno Andrea Camilleri le ha dato l'ispirazione giusta, tanto che l'esperienza dolorosa dell'ultimo mese di vita dello scrittore, quando era in coma, è proprio il leitmotiv del suo libro Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni. La mia opera prima che ho scritto, ispirandomi alla condizione di mio nonno nel suo ultimo mese di vita, che è una situazione che mi ha lasciato molto scioccata, perché comunque avere una persona cara in coma per un mese è una situazione molto particolare da cui sono riuscita a uscire in maniera più o meno serena proprio grazie alla stesura del romanzo. Protagonista Arturo Baldi, 95 anni, portato d'urgenza in ospedale, dove scivola in un coma profondo. La sua coscienza è ancora vigile. In un tempo sospeso Arturo riesce a sentire uno per uno tutti i componenti della famiglia che gli fanno visita, in un'incessante sequenza di confessioni, sfoghi, preghiere. Un romanzo dall'originale stile narrativo che trasuda amore da ogni poro, dolce, appassionato, intenso, ricco di storie e con un pizzico di mistero, tanti segreti svelati alla fine che tengono il lettore con gli occhi incollati alle sue pagine. Si è concluso a Campobello di Mazara il quinto Red Head Sicily, il raduno internazionale delle persone dai capelli rossi. Luca Ciliberti. Rossi di tutto il mondo, unitevi. E qui la politica non c'entra nulla, perché questo è il richiamo del Red Head Sicily, una festa per il popolo dai capelli rossi. Una festa in spiaggia fatta di giochi e divertimento che nel fine settimana ha animato 3 fontane a Campobello di Mazara e che si ripete ormai in Sicilia da 5 anni. La prima edizione, non a caso, fu a Calarossa, a Favignano. Vedo che ogni anno ci sono sempre più persone, più bambini. Sono venuta apposta da Caserta qui a questo festival, sia per stare in compagnia degli altri rossi, ma per godermi anche questo fantastico mare. È stato un colore inaspettato. E mi sto divertendo, ho conosciuto molte persone con i capelli rossi. In inglese li chiamano ginger, sono le persone con i capelli rossi che rappresentano dall'1 al 2% della popolazione mondiale, sono più diffusi nel nord Europa, ma sono pur sempre una rarità. E forse è per questo che in passato i bambini con i capelli rossi venivano guardati curiosamente. Giovanni Verga ci scrisse pure una delle sue più celebri novelle, Rosso Malpelo. I tempi sono cambiati e oggi i rossi fanno gruppo, e forse sarà stato anche questo a spingere i 3 organizzatori, Filippo Peralta, Max Firreri e Enrico Malato, a impegnarsi per condividere l'orgoglio rosso. Non è soltanto una giornata, alla fine sì, noi passiamo alcuni momenti insieme, ma è molto più di questo, è proprio qualcosa che se non lo provi forse davvero non puoi spiegarlo, è qualcosa che ti viene proprio da dentro il cuore. Testimonial anche quest'anno è stato l'attore Fabrizio Bracconeri, ex volto televisivo di Forum e indimenticabile protagonista della serie TV I ragazzi della terza C. L'appuntamento ovviamente sarà replicato anche l'anno prossimo, ma in 2 giorni, il 6 e 7 luglio, sempre a Campobello di Mazara. E per stasera ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.